Salve a tutti, vediamo ora un riassunto sullo schema per lo studio di funzioni. Se noi dobbiamo fare uno studio di funzioni, secondo me è l'argomento di matematica più difficile che ci può essere alle scuole superiori e quindi questo ovviamente non basta, bisogna fare tante esercitazioni sullo studio di funzioni. Adesso vediamo lo schema che si segue e do qualche idea. Allora, secondo lo schema, prima bisogna trovare il dominio della funzione, cioè dove è definita la funzione, perché in alcuni punti può essere che non si può calcolare la funzione. Qui ci sono alcuni esempi, non sono tutti, però sono quelli più importanti in realtà. Allora, se abbiamo una funzione tipo 1 fratto x al quadrato meno 5x più 6, il denominatore non deve essere uguale a 0, lì non si può calcolare, quindi dobbiamo calcolare e dobbiamo porre la condizione che questo denominatore è diverso da 0. E come si fa? Si calcola dove è uguale a 0 e si dice che non deve essere uguale a 0, quindi quei punti dove questo è uguale a 0 vanno tolti. Se abbiamo radice sempre di questo polinomio, allora ciò che è dentro la radice quadrata deve essere maggiore o uguale di 0, quindi questa è la condizione, che questo è maggiore o uguale di 0. Se avessimo una radice terza, radice cubica o radice quinta, una radice dispari, non avremmo questi problemi perché quella si può calcolare anche se dentro abbiamo un valore negativo. Se abbiamo ad esempio un logaritmo, qua il logaritmo naturale di questo polinomio, dobbiamo porre la condizione che quello che è dentro il logaritmo è maggiore di 0, perché non maggiore o uguale di 0, proprio maggiore di 0, perché non si può calcolare il logaritmo di 0, invece radice di 0 si può calcolare, è 0. Però anche se si può calcolare la radice di 0, se abbiamo 1 fratto la radice di questo polinomio, dobbiamo comunque porre la condizione maggiore di 0, perché è vero che quello che è dentro la radice può anche essere 0, però è a denominatore, quindi non deve essere 0, e quindi in questo caso si pone maggiore di 0. Ecco, intanto si trova il dominio, e qua erano alcune idee. Poi bisogna vedere tipo le simmetrie della funzione. Questo punto non è che si fa sempre, però può essere utile. Allora, si parla di funzioni pari e di funzioni dispari. Per ricordarsi quali sono una e quali le altre, basta pensare che da dove prendono il nome. X al quadrato è una potenza pari e quella è un esempio di funzione pari. X alla terza, 3 dispari, è un esempio di funzione dispari. E che caratteristica ha x al quadrato? Che meno x al quadrato è x al quadrato. Invece meno x alla terza è meno x alla terza. E questo ci dà proprio l'espressione per le funzioni pari e dispari. Per funzione pari f di meno x è uguale a f di x e per funzioni dispari f di meno x è meno f di x. E cosa ci serve questo per il grafico? Perché una funzione pari è simmetrica rispetto all'asse y, quindi se noi studiamo la funzione da questo lato poi si riflette tutto uguale dall'altra parte. Sì, in questo caso magari è un po' più difficile da vedere, la funzione dispari la funzione dispari è simmetrica rispetto all'origine, rispetto a quel punto. Il grafico è simmetrico rispetto a quel punto. Poi si può andare a vedere se la funzione è periodica, anche se poi in pratica, quando fate gli studi, le funzioni periodiche sono solo le funzioni trigonometriche. Significa che appunto c'è un intervallo dopo il quale si ripete sempre uguale e allora basta studiare la funzione periodica soltanto in un intervallo, perché tanto poi è dappertutto uguale, prima e dopo. Va bene, dopo di questo noi ci conviene si trovano le intersezioni con gli assi, si calcola f di 0, quindi l'intersezione sull'asse y. Beh, certo, sempre se 0 sta nel dominio della funzione. Poi calcoliamo quando è, per quali valori di x f di x uguale a 0, cioè gli zeri della funzione. Qua ne ho disegnati due, potrebbero essere anche di più. Per quali valori la funzione vale 0, quindi troviamo le intersezioni con l'asse x. Da questo riusciamo a capire il segno della funzione, cioè mettiamo gli zeri sì, eventualmente anche se c'è una frazione anche i zeri del denominatore, si va a vedere il segno in tutti gli intervalli. In pratica bisogna risolvere quando è che la funzione è positiva e quando è che è negativa e si vede il segno della funzione. E questo cosa ci serve per il grafico? Se questo sarebbe il grafico di quello che sarebbe lo schema dove disegneremo poi il grafico, allora cosa significa? Se in questo intervallo la funzione è positiva, significa che il grafico non starà nella parte negativa. Se qui la funzione è negativa in questo intervallo,
il grafico non starà nella parte positiva, quindi possiamo andare a togliere delle parti del piano dove il grafico sicuramente non c'è, e questo ci aiuta molto poi per disegnare la funzione. E poi dobbiamo cercare gli asintoti. L'asintoto è una retta alla quale il grafico si avvicina all'infinito. Allora, gli asintoti verticali sono quelli più facili da trovare di solito. Se noi abbiamo una frazione, abbiamo un denominatore, si va a vedere dove il denominatore si annulla e si va a cercare in quei punti se c'è l'asintoto verticale. Diciamo che un punto dove si annulla il denominatore x0, bisognerebbe calcolare il limite per x che va a x0 di f di x e vedere se questo limite è infinito, se questo punto x0 la funzione va a infinito oppure no. Poi gli asintoti orizzontali, si calcola il limite per x che va più infinito della funzione. Allora attenzione che questa cosa del più infinito per molte funzioni è uguale se si calcola il limite per x che va più infinito o meno infinito. Allora si calcola semplicemente il limite per x che va a infinito. Per alcune funzioni invece bisogna andare a distinguere. Adesso qua scrivo sempre più infinito, però poi per quelle dove è diverso bisogna andare a fare tutta la stessa cosa di nuovo col limite per x che va a meno infinito. Bisogna rifare di nuovo. Comunque adesso insomma vediamo il limite per x che va a infinito della funzione. Se noi troviamo un valore, una costante, allora significa che all'infinito la funzione si avvicina a quella costante, quindi questo è un asintoto orizzontale. Se invece qui troviamo che questo limite è infinito, significa che non esiste l'asintoto orizzontale, la funzione non si avvicina a una retta orizzontale. Però potrebbero esserci asintoti obliqui, una retta non orizzontale, cioè una retta obliqua appunto, alla quale il grafico si avvicina. E come si trova? Questa retta avrà equazione y e kx più n, e allora se esiste, perché non è detto che esista l'asintoto obliquo, come calcoliamo k, che è la pendenza? La calcoliamo così: limite per x che va a infinito di f di x fratto x. Il significato intuitivo è che vediamo se all'infinito questa funzione si comporta come come la funzione x, come una funzione di primo grado, perché troviamo una costante appunto se è così. Solo in quel caso troviamo qui una costante. Se all'infinito la funzione f di x si comporta come una retta praticamente. Boh, allora se troviamo k, ok, possiamo andare a calcolare anche n. Se invece 4 questo limite è infinito, significa che non esiste neanche asintoto obliquo. Boh, comunque se k si riesce a calcolare, calcoliamo n come limite per x che va a infinito, sempre si va a distinguere il più e il meno, oppure si mettono insieme se è uguale. Di limite di cosa? Di f di x meno kx, k che abbiamo appena calcolato prima. Poi si calcola la derivata prima della funzione, si fa la derivata e si va a vedere il segno della derivata, come abbiamo visto qui il segno della funzione, solo che qua cosa succede? Lì dove nell'intervallo dove la derivata è negativa la funzione decresce, dove è positiva la funzione cresce e così avanti. E se noi abbiamo che qua decresce e qua cresce, ovviamente qua c'è un minimo, e qua se fa così ovviamente qua c'è un massimo. E se invece cresce oppure decresce, lì dovrebbe, sì, c'è un punto di sella. Comunque una volta trovata la coordinata x del minimo, del massimo, se c'è ovviamente, si va a calcolare anche la coordinata y per avere esattamente dov'è il punto, per trovarlo proprio sul grafico esattamente dov'è il punto di massimo e di minimo. Poi si calcola la derivata seconda, si fa la derivata della funzione derivata prima e di nuovo uguale, si va a vedere il segno della funzione derivata seconda e qui dove la derivata seconda è positiva la funzione è così e dove è negativa è così, quindi qui è convessa e qui è concava e quindi sì, certo, questo di trovare i segni più o meno significa trovare dove qui la derivata prima è maggiore o minore di 0, qui dove la derivata seconda è maggiore o minore di 0. Ecco, e cosa c'è ancora di interessante? Che nel punto dove cambia la concavità, quindi abbiamo una situazione di questo tipo, se vedete, abbiamo i cosiddetti punti di flesso, c'è un punto dove cambia la concavità appunto, e per disegnare meglio il grafico è utile mettere questo punto. Qua abbiamo trovato la coordinata x, si va a calcolare anche la coordinata y. Una volta che abbiamo tutte queste informazioni si può tracciare il grafico, perché allora io consiglio di procedere così: prima
per prima cosa sul grafico mettere gli asintoti, poi andare a togliere tutte le parti del piano dove non c'è la funzione. Potete anche scambiare l'ordine di queste due cose, a me sembrava meglio così. Insomma, si disegnano le asintoti, si tolgono via le parti del piano, poi si vanno a mettere gli zeri della funzione, i punti dove la funzione vale 0. Vabbè, poi anche, vabbè, volendo l'intersezione qua sull'asse y se c'è, i punti dove la funzione vale 0, e poi si vanno a mettere tutti i punti di massimo e di minimo, si vanno a mettere i punti di flesso, e poi con tutte queste cose disegnate sopra di solito si riesce abbastanza chiaramente a disegnare il grafico. Comunque, se avete un asintoto verticale, per sapere se l'asintoto proviene da sopra o da sotto, come ad esempio in questo caso, qui è da sotto, qua da sopra, e ci aiuta molto proprio questa cosa di aver tolto le parti del piano dove non c'è il grafico, perché è ovvio, se il grafico, se questo fosse un asintoto verticale, qui il grafico non c'è, cioè non può provenire da sopra il grafico della funzione, ovviamente. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.